Sì? Ok Nino? Bene, aspetto. Eccoci arriva l'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche con Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura anche di arte, de come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. E cosa vieni? Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, sì però giocando, se proprio non vediamo dal mio modo di parlare, poter andare tutti da carroida devo tramare. Vernacolieri e vernacoliere, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV, il nuovo inserto video di Vernacolando, la celebre trasmissione di Radio Padova dedicata alla lingua veneta. Puntata, come vedete, un po' speciale. Non importa, diamo comunque e subito la linea alla Boscola. Boscola, vai! Dunque, prima parola. Pamparugo. Asi naturalmente dagli aeto fine l'italiano, cioè dagli diminutivi l'italiano. E dopo, stata parola dall'italiano fine dialetto, ramendare. E Mr. X per oggi è... La parola ramendare. Cusire. Cusire. Vabbè, insomma è chiaro che... Classico, mi sembra... Certo. E poi invece Pampalugo, lì a Fiesso d'Artico. Pampalugo, un po' l'imbranato della compagnia, quello che viene preso un po' di mira da tutti quanti per passare la mezz'ora fuori dal bar per finire la serata, ecco. Boscola, vai con le soluzioni. Vabbè, tanto vi do le soluzioni ancora. Dunque, pamparugo, la prima parola, sai come si dice in italiano? No. Stupido, manca sciocco. Tontorioni, questo qua, le pameli pompi, tontorioni. Impacciato. Mona, semplicemente, questo è. Vabbè, basta, è chiaro il concetto. Ramendare, questa è già una parola dall'italiano e ti avevi da dirmi in dialetto. Conciare. Cusire. Sì. Dalle mie parti si dice anche aggiustare, mettere a posto, insomma. Barzelletta. Allora, la maestra in classe domanda: Enzo, cosa fai nel tempo libero? Enzo Savarese, suppongo. Enzo, io scrivo poesie tristi, non becco mai una rima, che sia una. Va bene Enzo, non preoccuparti. Questo cosa ti dice? Che sarò il poeta, il maestra. Bene, e tu Alvaro cosa fai nel tempo libero? Dolce maestra, a me piace parlare alla gente e recitare. Bravo Alvaro. E questo cosa ti dice? Che farò l'attore e anche lo speaker radiofonico. Bene. E te Nino cosa ti piace fare nel tempo libero? A me mi piace tanto mettermi fuori dalla finestra e pisare sulla tenda del fruttariolo che sta sotto casa mia. Nino, e questo cosa ti dice? Questo cosa mi dice? Se te ciapo te sbrego, disgraziato. Vabbè. Bene, per oggi è tutto. C'est ora de sarar. Se sarà